I cittadini, secondo la mia opinione, che cercherò di rappresentare e cercherò di dare le mie motivazioni, cercherò assieme al sindaco di correggere alcune cose dette dai rappresentanti del circolo Davide Butera e di definire bene e rappresentare alla città le cose che invece addirittura vengono dette in modo falso, che non rispecchiano la verità. Io è da 3 anni che svolgo il ruolo di consigliere provinciale, per cui mi occupo della politica dell'intera provincia, ma rappresento comunque prima di tutto il mio comune, cioè Mazzarini, e per Mazzarini e i suoi cittadini mi impegno sia come consigliere provinciale e sia come esperto del sindaco. Quando mi viene detto che magari da consigliere provinciale forse faccio meno, e forse faccio meno perché mi occupo dei problemi dei cittadini di Mazzarino, cioè secondo me è un orgoglio, cioè io sono orgoglioso di questo, non è che mi viene rivolta la critica, non penso che questa possa essere una critica, è logico e comunque che nell'ambito provinciale sono un consigliere provinciale, rappresento l'intera provincia, ma comunque sono il consigliere provinciale eletto da questo comune, per cui prima di tutto anche a livello provinciale, e poi proverò a dire alcune cose, mi occupo principalmente, do priorità per forza di cose, così come fa qualsiasi consigliere provinciale, ai problemi del mio comune. Oltre questo però mi occupo assieme al sindaco, perché lo collaboro direttamente dei problemi di questo comune e di questa amministrazione, e lo faccio gratis e ci tengo a precisarlo. Il mio è un impegno gratis per questa legislatura e per questo comune. Il mio lavoro e impegno politico è aumentato sicuramente, tanto rispetto a quanto facevo solo il consigliere provinciale, ma tutti sapete che lo faccio con orgoglio, veramente con orgoglio, con serietà e prima di tutto con tanta professionalità, e ci tengo a precisare con tanta professionalità, perché non c'è stato mai un momento da quando faccio politica che qualcuno abbia avuto così tanta possibilità di controbattere o di smontare le mie tesi, visto che sono state frutto sicuramente di impegno e di studio, e quindi di essere documentato sulle cose che dico, per cui quando mi trovo dall'altra parte sento dire alcune cose che non aiutano la città e che non aiutano il confronto, sento il dovere di venire qua e di venirlo a dire. Per questo dico, conosco i fatti, perché metto impegno, giusto? E i problemi, le problematiche e i procedimenti amministrativi. E non parlo tanto per parlare, ma con cognizione di causa. E andiamo alle cose che sono state dette. L'altra sera si è parlato della pista di atletica e dell'area T1, cioè è iniziata così la serata da parte del primo oratore e poi anche del secondo. E veniva addirittura manifestato il fatto che questo circolo dal Butera ha chiesto più volte all'amministrazione e al consigliere provinciale com'è la questione dell'area di Uno e della pista atletica, dicendo che non hanno avuto mai risposte. Questa a me comincia a dare fastidio, perché siccome le cose sono agli atti ed è facile riscontrare, cioè noi abbiamo parlato in diverse occasioni di quello che pensiamo della pista atletica e di quello che pensiamo dell'area T1, cioè noi l'abbiamo detto in tutte le salse, l'abbiamo detto alla radio, l'abbiamo detto nelle interviste televisive, l'abbiamo detto sui giornali, siamo disposti a dirlo ancora, come lo dirò ora, e però non si può venire qua a dire quanto addirittura pubblicamente, non ricordo in quale occasione, il primo oratore addirittura venendo in questa piazza ha detto il consigliere provinciale ha spiegato bene che è successo alla pista atletica, per cui noi aspettiamo ora come andranno i fatti. E allora
l'altra sera che il circolo Davide Fugera è fortemente in contrasto con il PD di Mazzarini, però non ha il coraggio di dirlo pubblicamente. Secondo me è cosciente che sia per l'area di uno che per la pista di atletica sono state fatte delle cose sbagliate o magari cioè non avendo quei presupposti tecnici e amministrativi adeguati, e però non hanno il coraggio di dire, possibilmente vorrebbero capire queste cose, forse il sindaco Lazzaro o il consigliere provinciale Vesalì. Ma quante volte lo dobbiamo dire? Cioè noi l'abbiamo detto in tutte le salse, abbiamo detto che la pista che era l'area di uno è un fallimento così come è stata voluta dall'ex amministrazione, perché quando per quell'area è stato assunto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per l'espropriazione di 2,5 milioni di euro, quella è un'opera che è abortita nel momento in cui è stato chiesto quel mutuo, perché tant'è vero che oggi nessun imprenditore di Mazzarino vuole più inserire la propria attività in quell'area, perché il costo per avere l'area necessaria per il capannone e la realizzazione del capannone diventa improponibile oramai, per cui questo è quello che ha voluto la passata amministrazione, ha fatto un mutuo e se ne ha assunta la responsabilità. Poi cosa ha fatto? Sapendo che non poteva più realizzare quel sogno che invece avevamo pensato prima per gli imprenditori di Mazzarino, dice ma come vanno a fare ora a pagare il suo mutuo? E allora c'è il fotovoltaico e l'inserimento del fotovoltaico, non l'ha inventato il sindaco Tassaro o l'amministrazione del sindaco Tassaro o il consiglio comunale, la maggioranza del consiglio comunale, l'ha inventato l'ex di sindaco, addirittura che diventa poi consulente della ditta che ha all'interno dell'area più. Che cosa dobbiamo dire più di questo? E più di quello che abbiamo detto, quando abbiamo detto che quell'espropriazione era esorbitante, così come ha scritto il dirigente del comune di Nicemi, che era coordinatore dell'allora patto territoriale del Golfo. Come abbiamo detto che per la pista per atletica, noi che colpa abbiamo se il progetto è stato fatto in un certo modo, se le carte non si guardavano, se le cose non si seguivano e alla fine si è trovato in corso d'opera una differenza di quota notevole, una scarpata da realizzare in più con un muro di contenimento, con l'inserimento di un impianto di irrigazione che senza forestale per trattenere il terreno della scarpata, tutte spese aggiuntive che ammontano a 400.000 euro e che oggi il sindaco Tassaro responsabilmente sta cercando di capire come andarle a trovare, o con l'intesa con la provincia, per il protocollo che ha fatto la provincia con il Cone, o l'abbiamo detto l'ultima volta, se il nostro referente politico, deputato regionale, Rudy Maia, farà inserire 400.000 euro nella finanziaria come ha fatto l'anno scorso per il campo sportivo, e viva Dio, questi sono i fatti, questo abbiamo fatto, così come nell'area di uno, non essendo più appetibile a nessuno, perché chi ci deve andare? Una cosa è che propone l'area di uno a prezzo politico e impogli i tuoi imprenditori cittadini, una cosa è che ti va in briciolo di 1,5 milioni di euro e poi ci propone una spesa, un acquisto a metro quadrato che è improponibile, nessuno qui ci vuole andare, anzi, oggi dobbiamo sperare con amarezza, ma dobbiamo sperare che vengano tanti fotovoltaici, cioè che ti hanno risorse e ne devono risorse per pagare un mutuo, ma cazzo va a fare? Questa è la realtà, perché io ho detto al governo consigliere comunale che nel momento in cui quell'amministrazione passata non riteneva più di portare avanti quel progetto così come era stato
Repubblica a Mazzarino abbiano, se ci sia qualche colpa, dell'attuale sindaco